Consigliere, il piano sociosanitario è giunto ad approvazione, però sapevamo fin dall'inizio che c'erano dei nei, delle attuazioni importantissime, soprattutto per quel che riguarda la territorialità, e invece ancora i cittadini lamentano una mancanza. Ci sono diversi progetti che non sono partiti e che devono invece essere portanti del nuovo piano sociosanitario, dagli ospedali di comunità alle strutture intermedie, cioè quei posti letto che dovrebbero sostituire i posti letto ospedalieri che sono stati tagliati. E nel territorio abbiamo bisogno di dare una risposta alla cronicità, a chi appunto abbandona il posto letto ospedaliero perché viene dimesso e non può rientrare a casa in autonomia e ha bisogno di trascorrere una settimana, 10 giorni, 15 giorni in una situazione protetta. Mancano queste strutture, non sono state realizzate e chiaramente il piano non può stare in piedi, così come manca anche la riorganizzazione dei distretti. E tante funzioni sono state tagliate, a partire dalle funzioni che riguardano i progetti per le famiglie, l'infanzia, adolescenza, famiglia, ma anche i SERT, anche l'ambito della prevenzione, della veterinaria, e poi viene a mancare il presidio territoriale, che è quello della medicina H24, cioè della medicina di gruppo integrata. Queste sono strutture che risolverebbero un problema fondamentale, che è quello dell'accesso improprio al pronto soccorso alla struttura ospedaliera, e quindi se non si realizza questo il piano sociosanitario è un piano sociosanitario monco che appunto non rispetta la programmazione e purtroppo da quando è stato approvato non è partito nulla nel territorio. Medici di base? I medici di base sono in attesa di un accordo che non arriva e quindi in mancanza dell'accordo non parte né la rete dei medici di base né appunto la medicina di gruppo integrata, cioè l'associazione dei medici che dovrebbero tenere aperto lo studio turnandosi e anche attivando delle specializzazioni dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, dove c'è qualche sperimentazione, ma chiaramente non è la risposta omogenea che il territorio invece del Veneto aspetta.